pomeriggio a Jesolo, 17enne di Castelfranco si tuffa dal pontile, sbatte la testa e i soccorritori del SUEM ha raccontato di non sentire più le gambe. Nonostante il divieto di tuffarsi dal pontile, questi episodi si verificano purtroppo ogni anno, spiega il sindaco De Zotti, che pensa ad una campagna social rivolta ai ragazzi. Uccisa nel 2017 un giostraio in fuga dopo dei colpi ai bancomat della Castellana. Con la sentenza ieri sera della Cassazione diventa definitiva la condanna alla guardia giurata Massimo Zen. ZTL Parcheggi, la giunta conta il lavoro per ridisegnare la città. Si parte con la pedonalizzazione in Piazza Duomo. Settimana prossima annuncia il sindaco tavolo tra Comune, Curia e famiglia Benetton. Celebrazioni per la festa della Repubblica che quest'anno oltre a Piazza Vittoria ha coinvolto anche Piazza dei Signori, le popolazioni alluvionate, la guerra in Ucraina nei discorsi delle autorità. Casse di espansione del Piave sulle Gravie di Ciano a Crocetta del Montello. Nella nostra prima edizione confronto tra le sindache Tormena e Roma di Ponte di Piave su posizioni opposte circa la necessità di costruire l'opera. A Castagnole di Paese la festa per i 100 anni di Gina Bruttocao che svela il suo segreto: vivere tranquillamente e non aver mai litigato. Buonasera e buon 2 giugno, ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Dunque in primo piano quanto accaduto nel pomeriggio di oggi a Jesolo, dove un 17enne nei pressi dell'arenile di Piazza Brescia, un 17enne di Castelfranco, si è tuffato dal pontile e ha sbattuto la testa. Trasportato con l'elicottero in un centro specializzato, ora rischia la paralisi. Una spensierata giornata al mare in compagnia che si è trasformata in dramma per un ragazzo di 17 anni residente a Castelfranco Veneto di origine marocchina. Poco dopo le 16 il giovane, nonostante i divieti, si è tuffato da un pontile. L'acqua non superava i 50 centimetri ed il ragazzo ha battuto violentemente il capo sulla sabbia del fondale. Gli amici hanno subito chiamato i soccorsi, sul posto i bagnini di Jesolo Turismo e poi i sanitari del 118. Il 17enne è stato trasferito con l'elicottero del SUEM di Padova in un centro specializzato dove verranno valutati i danni subiti nell'impatto. Scosso il sindaco di Jesolo Christopher De Zotti, il comune è socio di maggioranza di Jesolo Turismo. Purtroppo un tuffo ha portato a non comprendere che c'era l'acqua molto bassa, il fondale molto basso e quindi sembra ci siano delle lesioni gravissime alla colonna vertebrale, quindi per il ragazzo purtroppo sembra prospettarsi una vita diversa rispetto a quella che ha avuto fino adesso. Episodi che si verificano ogni anno nonostante i divieti, la non balneabilità dei pontili e la massiccia campagna informativa messa in atto in collaborazione con l'azienda sanitaria. Si parla di una media di uno all'anno, ma anche quest'uno è comunque troppo perché appunto costa una vita diversa a un ragazzo. Noi cerchiamo nella maniera più incisiva possibile di comunicare, a partire da qualche settimana anche per quest'anno la campagna comunicativa dell'ASL appunto nei confronti soprattutto dei più giovani, perché spesso le persone che occorrono in questi incidenti sono giovanissimi, come in questo caso di 17 anni, però probabilmente dovremmo cercare di fare ancora di più, magari cercando di andare a trovare direttamente i ragazzi sui social, magari su TikTok, nei canali che loro maggiormente utilizzano, per far capire che non è una questione di divertimento o di tagliare un'occasione di divertimento, ma è proprio una questione di salute. Una campagna informativa sui canali social utilizzati dai giovani che dovrà partire quanto prima, visto il già grande numero di turisti e pendolari sul litorale. Oggi, primo giorno del ponte del 2 giugno, è ufficialmente iniziata la stagione estiva e complice il bel tempo è stata una giornata di grande afflusso sulla spiaggia di Jesolo e su tutta la costa veneziana, con lunghe code fin dal mattino, soprattutto lungo la Treviso Mare e la Jesolana. Uccise un giostraio in fuga inseguito dai carabinieri dopo dei colpi ai bancomat della Castellana. Con la sentenza ieri sera la Corte di Cassazione diventa definitiva la condanna alla guardia giurata Massimo Zen. La sparatoria nel 2017 a Barcon di Vedelago. 9 anni e 6 mesi di reclusione. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna inflitta in secondo grado nei confronti di Massimo Zen, la guardia giurata di Cittadella che nell'aprile del 2017 a Barcon di Vedelago sparò e uccise Manuel Maior, giostraio di 36 anni, in fuga con 2 complici dopo una serie di colpi in alcuni sportelli bancomat della zona. Ieri c'è stata una sorpresa perché il procuratore generale aveva chiesto un annullamento parziale con rinvio. Siamo
fortunatamente riusciti a resistere anche alla richiesta del procuratore generale, quindi la Corte di Cassazione, la prima sezione della Corte di Cassazione ha confermato la correttezza della sentenza di primo e di secondo grado e quindi la volontarietà dell'omicidio da parte di Zenna. Secondo quanto sostenuto dall'accusa ed ora confermato dalla Suprema Corte, quella notte la guardia giurata, per bloccare la BMW con i ladri in fuga, posizionò la sua auto di traverso sulla strada, esplodendo poi alcuni colpi di pistola in direzione della macchina. Uno colpì alla testa Manuel Maior, che morì qualche giorno dopo il ricovero all'ospedale. Zen aveva già goduto delle attenuanti generiche e dello sconto di pena previsto dal rito abbreviato. Con il pronunciamento della Cassazione, la condanna è ora definitiva. Adesso la sentenza è definitiva, per cui quando la Corte di Cassazione invierà la comunicazione ufficiale alla Procura di Treviso si procederà all'esecuzione, quindi essendo una sentenza superiore ai 4 anni di reclusione è prevista la immediata carcerazione. 4 omicidi in un mese nella Marca. Su questo drammatico omaggio di sangue interviene il vescovo di Treviso, Monsignor Michele Tomasi. Ogni episodio di violenza, dice, è un episodio di troppo. Dobbiamo vigilare affinché non sia segno di un disagio più profondo. Maggio 2023, un mese di violenza senza precedenti nella Marca trevigiana, 4 morti ammazzati, 4 drammi diversi che ancora non ci si riesce a spiegare. Un mese iniziato con la tragedia di Paese, costata la vita a Lino Pestrini e alla moglie Rosanna Trento, freddati nella cucina di casa a colpi di pistola dal fratello di lui, Massimo, ora in carcere con l'accusa di duplice omicidio aggravato. Una settimana dopo, l'11 maggio, lo shock della morte a Varago di Maserata del 17enne Aymen Adda Benameur, studente dell'Istituto Besta di Treviso, ucciso a coltellate da un 18enne, pare per una lite causata da questioni di droga. Infine il dramma di Anica Panfile, 31 anni, mamma di 4 figli, uccisa e poi gettata nel Piave a Spresiano, ancora non si sa da chi. Episodi di cronaca che lasciano sgomenta l'intera comunità, alla quale si appella il vescovo di Treviso. Il pensiero è che siamo sempre nel mistero della condizione umana e tutti dobbiamo vigilare affinché le nostre relazioni siano le più sane, le più autentiche, le più vere possibili. C'è tanto bisogno anche di chi si prende cura della società e della collettività a tutti i livelli, al livello della formazione, dell'educazione, della prevenzione, anche a quello della cura dell'ordine, quello che fanno anche le forze dell'ordine, ma anche qui tutti insieme, perché ogni episodio di cronaca è un episodio di troppo, ma dobbiamo vigilare affinché non siano segni di disagi più profondi. Voltiamo pagina. Il sindaco Conte e la sua nuova giunta presentata pochi giorni fa sono già al lavoro. ZTL e parcheggi tra i punti principali sui quali intervenire. Partiremo subito con dei progetti legati all'incrementare il numero di stalli, partiremo con delle opere fondamentali per migliorare la viabilità. Arriverà la nuova flotta dei mezzi pubblici che ci consentirà la rivoluzione del trasporto pubblico e l'obiettivo concreto è quello di incrementare di una bella percentuale le aree ZTL della nostra città. Pedonalizzazione e incremento dei servizi, 2 fronti che per il sindaco Mario Conte devono andare avanti di pari passo. Meno traffico, meno inquinamento, più pedoni e biciclette sono gli obiettivi che l'amministrazione intende portare avanti nei prossimi anni, a partire da Piazza Duomo. La prossima settimana ci sarà una riunione con Comune, Curia e Famiglia Benetton. Perché l'obiettivo è quello di togliere macchine e possibilmente allungare l'area pedonale, che invece che cominciare da Calmaggiore può cominciare proprio da Piazza Duomo. Mi viene in mente anche Via Roggia, che è un'altra che metteremo in campo fin da subito, e stiamo studiando degli altri quadranti di città che sono meramente residenziali e che quindi la circolazione delle autovetture non ha davvero senso. La pedonalizzazione deve essere un'opportunità, aggiunge il primo cittadino, non una penitenza. Non possiamo esclusivamente togliere parcheggi, dobbiamo creare delle nuove aree parcheggio per poi poter andare a rivedere quelle vie e quelle piazze e quelle aree che oggi si prestano certamente alla pedonalizzazione. Aumenteranno le rastrelliere e le aree posteggi videosorvegliate per le bici, mentre per le auto si studiano le zone di parcheggio, da via Dandolo alla zona dello stadio al Park Vittoria. Ci saranno già i primi incontri tecnici.
Veniamo alle celebrazioni per la festa del 2 giugno a Treviso, che quest'anno ha coinvolto non solo, come da tradizione, Piazza Vittoria, ma anche Piazza dei Signori. Con l'alzabandiera e l'inno di Mameli in Piazza Vittoria si aprono le celebrazioni del 2 giugno. Di fronte allo schieramento di autorità civili, militari e religiose, la città di Treviso festeggia il 77° anniversario dalla fondazione della Repubblica Italiana. Un primo momento solenne, la deposizione di 2 corone in memoria di tutti i caduti. Il corteo, con la banda in testa, si sposta poi in Piazza dei Signori per un altro momento ricco d'emozione. Come emozionante è stato vedere questo signore, classe 1930, artigliere, percorrere a piedi tutto il tragitto per poi rendere onore alle forze armate durante la parata. Nel cuore della città, tra gli applausi dei cittadini, sfila l'unità di formazione interforze di rappresentanza. Esercito, Aeronautica, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, Polizia Locale, Polizia Penitenziaria e Croce Rossa di fronte alle autorità e al prefetto Angelo Sidoti, che passa in rassegna lo schieramento. Quest'anno si sono volute portare anche nel cuore della città le celebrazioni del 2 giugno. Si è voluto più intenso e raccolto, e per questo da tenersi nel cuore della città, in questa Piazza dei Signori, ricca di storia e di memoria, luogo simbolo di questa bellissima città. La vicinanza alle popolazioni alluvionate di Marche ed Emilia-Romagna, ma anche i valori di libertà messi in pericolo dalla guerra in Ucraina, sono i punti cruciali toccati dalle autorità nei loro discorsi ufficiali. Ho voluto portare nel presente i valori della Repubblica, che deve guardare all'oggi e al futuro. Le parole del primo cittadino Mario Conte. Tenendo conto di quelle che sono le sensibilità e le esigenze delle giovani generazioni, che oggi ci indicano la direzione di un paese sostenibile, meno inquinato, più verde e che guarda davvero al futuro con sostenibilità, ma la sostenibilità economica, ambientale e anche sociale. Alla fine tutti con gli occhi all'insù per un altro momento emozionante, con i Vigili del Fuoco che hanno dispiegato, accompagnati dalle note dell'inno, un lungo tricolore da Palazzo dei 300. Celebrazioni del 2 giugno in tutti i comuni del Veneto e della Marca. Ponte di Piave, l'amministrazione comunale ha voluto consegnare un attestato di merito ai concittadini che si sono particolarmente distinti nel mondo della cultura, dell'associazionismo, dello sport, dell'istruzione, del sociale, delle professioni e dell'imprenditoria, per festeggiare insieme la festa degli italiani. Il sindaco Paola Roma, come ricordato nel suo intervento, ha consegnato una targa a ricordo della figura dell'onorevole Marino Cordera, testimonianza di un impegno per il territorio nella democrazia partecipata. Casse di espansione del Piave sulle Grave di Ciano a Crocetta del Montello. Oggi la manifestazione Grave in Festa, e nella nostra prima edizione confronto tra le sindache proprio di Crocetta e Ponte di Piave su posizioni opposte circa la necessità di realizzare l'opera. My playing cards would now let it be. Un concerto all'alba nella suggestiva atmosfera delle Grave e poi una passeggiata alla scoperta delle orchidee, una visita naturalistica, giochi per i bimbi ed infine l'osservazione con gli astrofili del cielo stellato. È il 2 giugno di Grave in Festa, Rivette di Ciano, una manifestazione promossa dal comune di Crocetta del Montello e dal Comitato di tutela delle Grave per far conoscere questo territorio e ribadire il no al progetto delle casse di espansione sul Piave. È una visione che vede come unica soluzione sempre solo casse. Solo accumulare l'acqua. Teniamo conto che la si fa escavando un terzo di un paese e la si fa realizzando mura
di cemento che vengono ricoperte di terra che probabilmente il Piave dubito riesca a non portare via con sé, creando uno scempio infinito. Sono fatte in area agricola, fuori dell'alveo del Piave, non togliendo spazio al fiume stesso, per cui tantomeno in un'area carsica come questa siamo nel posto sbagliato col metodo sbagliato, a mio modo di vedere. Il confronto tra due diverse posizioni anima la prima edizione del nostro TG con Paola Roma, sindaca di Ponte di Piave, che risponde alla collega di Crocetta, due sindache dello stesso partito, la Lega, di due comuni rivieraschi, uno a monte che non vuole le casse d'espansione e l'altro a valle del tratto trevigiano del Piave che rischia di andare sott'acqua in caso di grandi piene del fiume. Io chiedo semplicemente una cosa che penso che sia la più necessaria per tutti quanti, che ci sia come priorità l'incolumità pubblica, mettersi chiaramente ognuno per la propria parte per trovare delle soluzioni è fondamentalmente necessario. Lo vediamo anche in situazioni in cui abbiamo criticità idrauliche anche legate alla nostra rete eventualmente secondaria e ogni comune ha le proprie. Ci sono ovviamente territori che attraverso delle opere di laminazione servono per non mandare sotto acqua il territorio vicino, ma questo è in una sussidiarietà e un intervento solidaristico che tutti quanti noi dobbiamo porre in essere. E sulla questione del bacino di laminazione sulle Grave di Ciano abbiamo sentito l'assessore regionale alla protezione civile Giampaolo Bottacina. So che il Piave è il fiume più pericoloso che c'è in Italia e non c'è nessun bacino di laminazione realizzato ad oggi. È necessario farlo, non abbiamo deciso noi, non è la regione che ha deciso dove farlo, ma è l'autorità di bacino e noi siamo soggetto attuatore, ci hanno dato i soldi per fare la progettazione e certamente non possiamo non farlo perché se succedesse qualcosa saremo chiamati a risponderne in tutte le sedi. Abbiamo avviato la progettazione e ci è stata contestata presso il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche questo avvio di progettazione, poi si esprimeranno i tribunali. Io quello che dico è che sul Piave come su tutti gli altri corsi d'acqua è necessario intervenire per garantire la sicurezza dei cittadini e il Piave è uno dei fiumi, anzi il fiume più pericoloso in Italia, perché nel 66 è arrivato a quasi 5.000 metri cubi al secondo di portata e invece con Vaia, quando l'abbiamo visto tutti al massimo in piena, ne portava la metà. Quindi c'è un'altra metà di acqua che bisogna trovare da sistemare con una sistemazione temporanea per alcune ore quando il Piave arriva a quei livelli là. E a Salgareda nei giorni scorsi proprio un convegno promosso dalla CGIL di Treviso che è stata l'occasione per discutere della gestione e dell'uso dell'acqua in un quadro di crisi climatica nei territori bagnati proprio dal Piave. Manca un intervento di carattere attivo sulla Piave. Dagli anni 70 la Commissione De Marchi ha indicato il tipo di intervento di carattere attivo che bisogna realizzare. Adesso la Regione ha sposato un progetto, quello della cassa di espansione alle Gravi di Ciano, che non è sufficiente comunque. Un dibattito che dura ormai da 50 anni, quello sulle opere idrauliche necessarie per prevenire i rischi. La soluzione arriva dalle conclusioni di uno studio condotto dal professor Luigi Dalpaus e presentate dall'ingegnere Alessandro Pattaro. Realizzare delle casse di espansione all'uscita del bacino montano del Piave, cioè da Nervesa a Ponte di Piave, l'unica via possibile per gli esperti. Interventi necessari ma che non sono mai stati realizzati. Purtroppo molte cose che si sapevano non sono state attuate. C'è stata una sorta di scala che passa dalla conoscenza alla coscienza e quando bisognava passare all'azione ci si è fermati. Un convegno svolto nel simbolico giorno del 24 maggio, data storica cara a tutti i territori del Piave. Un corso d'acqua da monitorare e salvaguardare affinché non si verifichino situazioni che possano mettere in pericolo le persone. Sicuramente un territorio che ha la necessità di fare squadra, perché la cosa principale per noi sindaci è che sia preservata l'incolumità dei cittadini e quindi della comunità. Ecco perché tutte le azioni che devono essere fatte sono fondamentali proprio perché ci devono permettere questo. La mancanza di cura del corso d'acqua è fattore di rischio non solo per i cittadini ma anche per il Piave stesso. Il rischio per la Piave è il fatto che rimanga completamente senza acqua. Cioè noi siamo in deroga, ad esempio, per quel che riguarda il deflusso ecologico. Non possiamo continuare così con un deflusso minimo vitale che poi diventa mortale. Cioè 10 metri cubi
al secondo sono niente rispetto a alle esigenze del fiume. Acqua come valore, ma anche come risorsa e potenzialità. È una espressione di chi con l'acqua ci lavora, ma soprattutto è un'espressione di una condotta pubblica, e noi pensiamo che un bene primario, un bene di tutti, debba essere gestito anche dal pubblico. Banchetti in tutta Italia e anche a Treviso di Unione Popolare per raccogliere firme per presentare una proposta di legge di iniziativa popolare per introdurre anche nel nostro paese il salario minimo. Abbiamo scelto apposta questa data, è una data molto importante, la data fondativa della nostra Repubblica, e abbiamo ritenuto di lanciare oggi i banchetti per questa raccolta firme, per dare una rilevanza anche nazionale a questa cosa. Una data scelta non certo a caso da Unione Popolare, quella della Festa della Repubblica, per avviare in tutta Italia la raccolta firme per il salario minimo. La firma dei cittadini su una proposta di legge iniziativa popolare sul salario minimo di 10 euro lordi l'ora. 10 euro che vogliono essere per Unione Popolare solo un punto di partenza e non certo d'arrivo. Sono comunque una base minima da cui partire per garantire, per evitare l'esistenza dei working poor, dei lavoratori poveri. Abbiamo gente che lavora per 3 o 4 euro all'ora, non è assolutamente accettabile. Abbiamo firmato volontariamente per il salario minimo perché è un'ingiustizia che di questi tempi, con tutte le spese che ci sono, i giovani e anche spesso e volentieri le persone adulte guadagnino 3 euro, 3,50 euro all'ora. È giusto che quantomeno ci sia un salario minimo, anche 10 euro, anche di più, e che la finiscano a fare contratti precari. Un costo della vita che aumenta, ma di pari passo non crescono i salari, e così molti lavoratori, spiegano dal movimento, si trovano in difficoltà a pagare le spese mediche o le utenze domestiche. Non è possibile che un lavoratore debba vivere nell'angoscia di rompere gli occhiali, ma anche le bollette, anche le rate del mutuo, anche l'affitto stesso. Abbiamo un aumento spaventoso di morosità incolpevoli, ma la gente non ce la fa. Se devi lavorare a 3 o 4 euro all'ora non puoi farcela, far fronte a tutto. Non parliamo poi di farsi una famiglia, si parla tanto di denatalità, ma questi figli hanno l'abitudine di mangiare 2 volte al giorno. È il momento di fermarci per una breve pausa pubblicitaria, tra poco. Rieccoci in diretta, continua la gara di solidarietà del Veneto per le popolazioni alluvionate dell'Emilia-Romagna. Generi alimentari, beni di prima necessità, oltre 6.000 euro di prodotti raccolti e consegnati alle popolazioni alluvionate dell'Emilia-Romagna. L'associazione Ristoratori Veneti, all'indomani della devastazione che ha colpito quei territori, si è subito messa in moto. In pochi giorni si sono accumulati scatoloni e interi bancali di materiali donati dalle aziende. Una gara di solidarietà da ogni parte del Veneto, ma anche da Lombardia e Piemonte. Anche i clienti degli stessi locali associati sono arrivati direttamente nei ristoranti portando con sé borse di prodotti. Anche gente che non conoscevo, i miei clienti, hanno assolutamente aderito a questa iniziativa. Il materiale raccolto è stato poi consegnato direttamente alle popolazioni, con i cittadini che hanno messo a disposizione le proprie case, quelle che si sono salvate dalla furia dell'acqua e del fango, per raccogliere i prodotti. E così, mentre si scaricano borse e scatoloni, si raccolgono i racconti di chi ha perso tutto. Ha avuto l'acqua fino praticamente qua e si è dovuto arrangiare per 3 o 4 giorni a dormire in soffitta, a salvare gli animali. Sono storie che sentite, sono dure da sentire, e oltretutto lei, nonostante essendo stata alluvionata, si è messa a disposizione a consegnare il materiale che abbiamo scaricato ieri alle 10-12 famiglie che ci sono, diciamo, nella sua zona. Queste testimonianze sono talmente forti che per rispetto passatemi il termine, si può solo tacere. Sempre più green, Castelfranco pronta a rivoluzionare l'illuminazione pubblica dal centro ai quartieri con punti luce a LED. Nuova luce per Castelfranco, pronta ad una rivoluzione nell'illuminazione pubblica al 100% green e che produrrà un risparmio energetico superiore al 70%. I lavori prenderanno il via il 1 settembre con la sostituzione di 5.350 vecchi corpi illuminanti con sorgenti LED più efficienti e durature. Il processo di riqualificazione sarà completato entro il primo anno di servizio. Ci consentirà di efficientare tutto l'impianto della pubblica illuminazione, consentirà un abbattimento di emissioni di CO2 di circa 2.000 tonnellate all'anno,
consentirà un risparmio in termini di kilowattora importante e soprattutto doterà tutta la città di un impianto a LED entro l'anno prossimo. Una rivoluzione green per la città con un impegno nei prossimi 9 anni di 8,7 milioni di euro, pari a 976 mila euro annui, con vantaggi diretti in termini di efficienza e prestazioni rispetto al sistema attuale, limitando l'inquinamento luminoso ma anche rendendo le strade più sicure e creando spazi urbani accoglienti per i cittadini. Oltre al rinnovo dei punti luce saranno effettuati investimenti per la riqualificazione dei semafori, la sostituzione dei sostegni ammalorati, la sostituzione di quadri elettrici di alimentazione, nonché altri interventi per l'illuminazione dei monumenti e per l'adeguamento normativo e la manutenzione straordinaria. L'energia che verrà utilizzata dalla nostra pubblica amministrazione sarà solo ed esclusivamente energia green e sarà testata, ci sono i certificati che ci dicono questo, quindi sì, un'attenzione verso il verde concreta. Andiamo a Castagnole di Paese per i 100 anni di Gina Bruttocao. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri nonna Gina, tanti auguri a te. Figli, nipoti, pronipoti, ma anche tanti amici. Attorniata dalle persone più care, Gina Bruttocao, nata il 1 giugno 1923, ha spento 100 candeline, con una grande festa nella sua casa di Castagnole. Palloncini, fiori e una grande torta per un secolo di vita vissuto, che potrebbe essere racchiuso in una parola chiave per nonna Gina. Tranquillità. Tranquillità. Questo è il segreto, ci svela, per arrivare a 100 anni. E se le chiediamo se ha mai litigato con qualcuno... No. Oppure lasciato andare. Nata a Padernello, ha conosciuto nella fabbrica in cui lavorava Nazareno per tutti Neno, il grande amore della sua vita. Insieme hanno condiviso difficoltà e gioie come quelle per la nascita dei figli, ma anche la passione per la natura. Gina lavorava a maglia, all'uncinetto, amava cucinare dedicandosi pienamente alla famiglia. Dopo la morte del marito è rimasta nella casa di Castagnole, circondata dall'affetto della famiglia. Racconta così le sue giornate oggi, tra un dipinto nel suo quadernino e un buon libro. Lavorando, quel pochino che si può fare, sempre in attività, mai senza far niente, mai. Qual è la cosa che le piace di più fare? Leggere. Ma ormai gli occhi sono quelli che sono. Com'è questa super nonna? Molto gentile, generosa e anche simpatica. Ci racconta di com'era quando era giovane, ci racconta della vita che ha vissuto. È simpatica, fa anche tante battute e è gentile. Si impegna sempre quando fa qualcosa e se inizia a fare qualcosa non è che fa il lavoro a metà ma lo finisce. E l'ultimo messaggio di nonna Gina è proprio rivolto ai pronipoti. Che stiano tranquilli e facciano bene le cose e tutto viene da sé. Il ponte del 2 giugno è appena iniziato, il lungo ponte, e allora vediamo che tempo ci aspetta per i prossimi giorni con il generale Giancarlo Iannicelli. Una vasta area anticiclonica è centrata sul nord Europa, è molto intensa e molto vasta e ci tocca solo marginalmente, però è una posizione quella molto critica. Infatti è evidente dalla carta del tempo come mette in moto una circolazione delle masse d'aria in senso orario, quindi richiama aria instabile da oriente, da nord-est che investono le nostre zone. Quindi aria un po' più fresca, relativamente più fresca, ma si scontra con una temperatura, ormai le temperature sono più alte della norma, quindi abbiamo caldo anche quasi estivo. Quindi spesso queste masse si scontrano e danno vita a nuvolosità irregolare e a temporali, quindi a precipitazione. È quello che in poche parole ci aspetta per i prossimi giorni. Infatti sabato inizialmente avremo un cielo molto nuvoloso con fenomeni anche di precipitazione temporalesca, è tutto abbastanza veloce, quindi già in giornata migliorerà. Per domenica inizialmente una nuvolosità irregolare, ampi spazi di sereno, però in serata potremmo subire il passaggio di una nuova linea di instabilità, quindi di un nuovo flusso veloce di aria instabile, e questo potrà provocare di nuovo qualche fenomeno. Ma quello che si preannuncia abbastanza critico è il tempo nella prossima settimana. Queste condizioni infatti rimarranno per diversi giorni, quindi saremo sottoposti a instabilità, nuvolosità irregolare che ci accompagnerà, e qualche precipitazione naturalmente, che ci accompagnerà
praticamente tutta la prossima settimana. Intanto i venti sono dai quadranti orientali con qualche rinforzo, le temperature si mantengono nella norma, se non addirittura al di sopra della norma, quindi le minime 16-18 gradi, le massime dai 23 ai 25 gradi. L'Alto Adriatico è poco mosso, temporaneamente mosso. È tutto. Quasi 40 anni fa il Veneto ospitava i 7 grandi del mondo. A Mogliano alloggiava il presidente degli Stati Uniti, Ronald Reagan, e la moglie Nancy. All'aeroporto di Treviso venivano deviati tutti i voli da e per Tessera per permettere ai voli presidenziali di atterrare in sicurezza. Venezia era stata di fatto svuotata di turisti e residenti, con immagini che si sarebbero ripetute oltre 20 anni dopo, ma con il Covid. E allora riviviamo quei giorni con il nostro consueto servizio storico dalle teche di Antenna 3. Il grande momento per Venezia è arrivato. La città oggi si è svegliata sotto un cielo nuvoloso che rapidamente si è tramutato in pioggia nel corso della giornata. Battesimo autunnale o quasi per il vertice dei 7 grandi che paralizzerà la città fino a mercoledì sera. Il centro storico è stato sgombrato completamente dai servizi di sicurezza che pattugliano la zona 24 ore su 24. Ecco come si presentava stamattina Piazza San Marco, occupata parzialmente da una troupe televisiva americana. Nel frattempo il ruolino di marcia per questo summit economico costringe i 3.000 e passa giornalisti che hanno invaso la città a spostamenti di gruppo da una parte all'altra di Canal Grande. Nella giornata di ieri all'aeroporto di Tessera, interdetto per l'occasione a qualsiasi arrivo o partenza, sono sbarcati altri 2 protagonisti di questa kermesse politica economica. È arrivato il tedesco Kohl, che alloggia con i suoi collaboratori all'Hotel Danieli in Riva degli Schiavoni. I suoi compagni d'albergo sono i giapponesi, i canadesi e gli italiani, anche se Fanfani verrà ospitato in prefettura. Nel pomeriggio è arrivato anche il segretario di Stato americano Schulz. Cambio di residenza per Reagan, che stamattina ha lasciato Villa Condulmer e ha raggiunto i suoi appartamenti all'Hotel Cipriani della Giudecca. In città lo schieramento di forze dell'ordine è imponente, non meno imponente è l'esercito degli addetti ai lavori che seguiranno da vicino lo svolgersi del convegno. Per giornalisti e troupe televisive la base di coordinamento è l'isola di San Giorgio, trasformata in un centro multidirezionale completo di servizi stampa, studi televisivi, senza contare i servizi collaterali, cambio di valuta per gli stranieri, video bollettini che trasmettono in tutte le lingue, centinaia di persone impegnate fino a notte fonda per informazioni e servizi di ogni tipo, compresa la maxi mensa che ogni giorno sforna cibi caldi per 3.000 persone. In serata primo appuntamento ufficiale per i grandi, un drappello incompleto in verità, gli ultimi arrivi sono previsti in giornata. La delegazione internazionale ha visitato Palazzo Ducale scortata dalle forze dell'ordine. Venezia off limits per i veneziani dunque, bisogna portare pazienza, il summit terminerà mercoledì, allora Venezia sarà già passata alla storia. Ed è tutto per questa edizione, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per essere stati con noi e buona serata. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al meteo. Pressione debole sull'Italia. Sul nostro territorio il tempo risulterà a tratti instabile. Il dettaglio di sabato 3 giugno. Sul Veneto avremo un'alternanza di nuvole e rasserenamenti, specie nel pomeriggio. Aumenterà la probabilità di piogge sparse. Attenzione che invece sulla costa sarà più asciutto e localmente anche maggiormente soleggiato. Temperature con andamento irregolare, minime tra 14 e 18 gradi, massime tra i 24 e i 28 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove anche in questo caso la giornata sarà instabile, sarà nuvoloso con locali rovesci, ma sulle zone costiere non mancheranno maggiori spazi di sereno. Temperature minime tra 15 e 19 gradi, massime sui 25 e 26 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove il tempo si manterrà variabile, qualche schiarita e soprattutto nella seconda parte della giornata avremo dei rovesci sparsi. Temperature minime intorno ai 14 gradi, massime comprese tra i 23 e i 25 all'incirca. Dal meteo è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento.
Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato, a Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.